Successo esterno per la Vigor per conti di Mosciatti nella 15ª giornata del girone C Under 17 Elite. I Blaugrana battono per 1-3 il Certosa a domicilio con gol di Dianetti, Bondi e Ardel, parziale 1-1 di Olivieri. Prima azione offensiva per i padroni di casa che al sesto provano con Finocchi, cross in area di rigore per Rahman, conclusione alta sopra la traversa. Risposta ospite subito dopo, Ardel va il via all'azione, Bondi lascia sfilare, cross per Dianetti, conclusione di prima che si stampa sopra la traversa. Vigor che passa in vantaggio al 18esimo, fa tutto Dianetti, il numero 9 Blaugrana rientra sul sinistro, elude la marcatura e trova l'incrocio dei pali. Chapeau, gran gol e 0-1 per la Vigor per conti. Il vantaggio fa abbassare l'attenzione degli ospiti mentre il Certosa entra in partita, palla recuperata sulla tre quarti, Russo si gira e trova la conclusione, facile preda però per Jurgens. Al 28esimo è ancora Vigor in proiezione offensiva con Tognozzi che fallisce il possibile raddoppio, conclusione che termina larga. Pari che si materializza al 37esimo e perfetto Olivieri che da grande attaccante taglia verso il centro, si porta dietro mezza difesa ospite e di destra trova l'angolino basso, 1-1. Al quinto della ripresa, occasionissima per il Certosa con Russo che ruba palla vicino all'area di rigore, poi a tu per tu con Jurgens, mette fuori, è il momento decisivo del match perché la Vigor reagisce e trova l'1-2 con Bondi servito perfettamente da Dianetti, diagonale e nuovo vantaggio Blaugrana al 13esimo. Ancora ospiti pericolosi al 17esimo, ancora con Bondi, stavolta sempre servito da Dianetti, con conclusione che termina sul primo palo, palla fuori. Lo stesso poco dopo, da mezz'ora serve Conte che trova Spada sulla sua strada. Tris finale della Vigor per conti che arriva al 37esimo su assist di Bondi e Ardella a non sbagliare, tiro sul primo palo e 1-3 che chiude definitivamente i giochi. Poi dopo 4 di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara.